Ciao napolitani, lasciate il vostro like su questo video ed iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie dal nostro team del cuore. Andiamo al video. La squadra del Napoli sta mostrando un crescente interesse nell'acquistare il centrocampista brasiliano Carlos Enrique Casimiro, attualmente sotto contratto con il Manchester United, noto semplicemente come Casemiro. Questo giocatore si è rivelato un elemento difensivo fondamentale per il club inglese sin dal suo arrivo. Il Napoli considera Casemiro una preziosa aggiunta per rinforzare la propria linea difensiva e migliorare le prestazioni in Serie A. Prima di trasferirsi al Manchester United, Casemiro ha brillato nel Real Madrid, dove ha dimostrato di possedere straordinarie capacità nel recupero dei palloni e nel gestire il ritmo del gioco. La sua versatilità e esperienza sono viste come qualità che potrebbero fare la differenza per la squadra italiana, che ambisce a eccellere sia nelle competizioni nazionali che in quelle europee. Fonti vicine al Napoli indicano che il consiglio di amministrazione del club è pronto a presentare un'offerta sostanziosa per persuadere il Manchester United a liberare il calciatore. Tuttavia, il trasferimento potrebbe affrontare delle difficoltà, tenendo conto dell'importanza di Casemiro nello schema tattico di Erik ten Hag e del suo ruolo chiave nella rosa dei Red Devils. Se il trasferimento si concretizzasse, Casemiro potrebbe diventare un giocatore cruciale nella corsa al successo del Napoli per questa stagione. Il club spera che il suo arrivo non solo possa rafforzare la difesa, ma anche apportare una nuova dinamicità a centrocampo, contribuendo così alle prestazioni complessive della squadra. Inoltre, l'inserimento di Casemiro potrebbe non solo migliorare la solidità difensiva del Napoli, ma anche arricchire il gioco di costruzione a centrocampo. La sua esperienza internazionale e la capacità di leggere le situazioni di gioco potrebbero portare a una maggiore fluidità nelle transizioni e a un controllo migliore del possesso palla. L'interesse del Napoli per Casemiro si inserisce in un contesto più ampio di strategia di mercato. Il club sta cercando di costruire una rosa competitiva per affrontare le sfide della Serie A e della Champions League. Con l'addio di alcuni elementi chiave e la necessità di rinforzare il proprio organico, l'arrivo di un giocatore di talento come Casemiro potrebbe rivelarsi decisivo. In particolare, il Napoli potrebbe beneficiare della leadership di Casemiro, capace di guidare i compagni e mantenere alta la concentrazione durante le partite. La sua attitudine al lavoro di squadra e il suo approccio professionale potrebbero infondere nuova energia e determinazione nella squadra, elementi essenziali per affrontare una stagione lunga e impegnativa. Oltre alle qualità tecniche e tattiche, la presenza di Casemiro nello spogliatoio potrebbe avere un impatto positivo sull'ambiente e sulla coesione del gruppo. La sua esperienza in contesti di alta pressione potrebbe aiutare i giovani talenti del Napoli a svilupparsi e ad affrontare le sfide con maggiore serenità. In sintesi, il Napoli sta puntando con decisione su Casemiro per cercare di elevare il proprio livello di competitività. Se le trattative andranno a buon fine, il club potrebbe trovarsi a fare un passo importante verso la realizzazione delle proprie ambizioni, tanto in ambito nazionale quanto europeo. I tifosi, nel frattempo, attendono con ansia ulteriori sviluppi e sperano che questo trasferimento possa portare a una nuova era di successi per la loro squadra del cuore. Qual è la vostra opinione, fan? Accetterete Casemiro al Napoli? Voglio conoscere la vostra opinione qui nei commenti. Lasciate il vostro like e iscrivetevi qui al canale, grazie.